Ritornano alla carica in un altro punto della spiaggia, se si può chiamare così. Ah, c'è un tipo che ha pescato un pesce. Mi ricorda qualcuno. Ecco qua, vanno in giro così con la propria rete sulla spalla. E mi guardano male perché mi sentono parlare comunque da sola. Ecco, loro tengono la rete così, aspettano, e ci sono dei pesci che vengono pescati così. No, cioè, voglio dire, il tipo ritorna a prendere. Ecco, non so se lui ha pescato qualcosa, credo di sì. Ah, è scappato, è scappato. Oh no! Gli è scappato. Non so se avete sentito prima, ma c'è il pesce qua dentro che è stato appena pescato e si muove. Sono spaventato. Ecco un altro che ha pescato. Gabbiani. Non so se lui ha pescato qualcosa, sì, ha pescato qualcosa anche lui. Si muove, si muove. Guarda, guarda, guarda come fa. Lo tirano fuori. O anche da lì. Lo uccidono. Mi danno dei colpi sulla testa. Non so cosa gli abbiamo fatto poco prima, si stava muovendo. L'ho ucciso in pochissimo tempo. Ah, oddio. Adesso lo pulisce così, guarda. E poi lo lasciano sulla spiaggia. Lo zio, sì, lo zio, Ate e Kuya sono là che aspettano. Qua dove avviene il massacro dei pesci.